A questo punto della puntata pensiamo di aver visto tutto del Monte Baldo, tutto o quasi, che mancava i broccoli. I broccoli e non solo, perché oltre ai broccoli abbiamo dei cappucci, delle verze, dei porri, carote, insalate e chi più ne ha più ne metta. Eccoli qui allora, i fiori del Baldo, gli altri fiori del Baldo, quelli per intenderci che si assaggiano, vero, che si mangiano. Bravo, bravo, dici bene. Questo sono il frutto della terra e della montagna. Qua siamo a 1000 metri e le verdure vengono con un gusto molto più dovuto al sole che è più vicino e al fatto che non sia stato trattato chimicamente con nessun altro tipo di prodotto. Dall'officina alla cucina in pratica, fate tutto voi, vero? Sì. Questo è, per esempio, è il nostro olio d'oliva. L'olio del Baldo? No, l'olio del Baldo. Spieghiamo che il Baldo è più vicino al lago che al Baldo, però. Allora, l'olio dei piedi del Baldo, vero? Ai piedi del Baldo, giusto. Tanto la fascia costiera del Garda è pregiata proprio è famosa per l'olio. Abbiamo il DOP. È buona sulle pasta asciutta l'olio. Pasta asciutta è la sua morte, però si possono condire anche in tante altre maniere come la mamma mi insegna. Dammi le due specialità della mamma. Come primi sicuramente non posso non dire i canederli, oppure i tortelloni ai fiori di zucchine. E come secondi? Pastissada di puledro e formaggio al forno, funghi e polenta. Certo che come accorciate la filiera voi. Ma qua direttamente dal produttore alla tavola. Come siete distribuiti in famiglia? Papà nell'orto, mamma in cucina, io li applaudo. E mi te fa compagnia. Benissimo. Però stiamo qualcosa adesso, vero? Da cosa cominciamo? Dal fondo? Cos'è quella là? La frittola. La frittola del Baldo, la ne mancava sta specialità. Eccole qua. Oh, ma fate come? Prova a assaggiarle. Frittelle con l'erba madre del Baldo. Sveliamo questo segreto. Il segreto della mamma Luisa? Non lo so, spero che non mi senta. Noi potevamo anche assaggiare la torta di more, oppure la torta fatta con i ribes messi giù uno a uno dalla mamma Luisa, oppure gli strudel o la torta con le noci, o la torta con la menta, ma ho avuto metà la fritola. Noi ne. Allora, adesso la tastiamo finalmente, arrivo per la tanta, ma le fritole le fate per essere maniere. Allora, grazie davvero a Carlo, all'agriturismo sulle neve. Tra poco andremo in Lessina, cambiamo zona, andremo a Molina per farvi scoprire un posto veramente stupendo e dalle 1000 sfaccettature. Ma la mia fritola.